Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi nel canale di Ildegarda, nel canale vostro Marietto Veneziano, e venite a trovarci nei nostri gruppi social, soprattutto su Facebook, in cui abbiamo un gruppo che stiamo rilanciando, Ildegarda e Marietto Veneziano, di radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. È gratuito e siamo quasi 1300 amicizie iscritte. Più vi ricordo qui sotto il link del sito capitano.intervista.org, dove praticamente ci sono 20 ebook da scaricare gratuitamente in cui si parla di radionica e radiestesia con le istruzioni. È tutto gratuito, ne hanno già scaricate più di 150.000 e il vostro Marietto ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici, quadranti e radiestesici con le istruzioni. Qui sotto il link per poterlo scaricare. In più abbiamo anche una sezione shop per poter acquistare prodotti professionali di legare a Maneto Iniziale. E vi ricordo anche di collegarvi al nostro gruppo di Telegram che in futuro molto volentieri attiveremo per poter fare dei corsi o a pagamento gratuiti. Adesso vedremo con il legato il da farsi. Bene, iniziamo un po' a parlare dei tempi che si stanno un po' muovendo, no? Vi ricordo che il vostro maledetto più o meno nel 2012-2011, quando tutti dicevano qui arrivano giù la quinta dimensione, la settima, insomma, sembrava quasi che la gente parlasse tutti i giorni col Padre Eterno, poi gli chiedeva il numero di telefono del nonno e non lo sapevano, però sapevano tutto quello che stava per fare nel 2011-2012 il Padre Eterno. Regalavano quinta dimensione, salto bidimensionale, Star Trek, Angeli Colorati, Michelangelo, Arcangelo e Gesù Cristo, qualche Maria di passaggio, insomma, c'era uno zavaglione nel 2012, 2013, 2015 anche, che non si scherzava, e bisognava entrare sui social con il giubbetto antiproiettile, perché sennò ti beccavi in testa o un Arcangelo Michele o un Arcangelo, qualcuno che faceva Reiki, così no? Master di qui, master di là, insomma, tutti i master. Poi è arrivata l'era dei ferri attorcigliati e Marietta invece continuava sempre a dire la stessa cosa, che dal 2020 in avanti ci sarebbe stato un po' di cioccolato da dover affrontare, 2020-2029 per via degli influssi planetari e poi anche perché da piccolino mi hanno fatto vedere che sarebbe arrivata una bella budinata per tutti. Ma quando lo dicevo nel 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, sembrava un extraterrestre. Oh, tutti aspettavano gli extraterrestri che venivano giù a salvare l'umanità, ma Marietto che gli diceva sembrava un extraterrestre non veniva preso in considerazione. Della serie c'è uno che grida nel deserto. Oggigiorno invece via tutti, pum, che iniziano a predicare la sfortuna più, sapete quella cosa lì, no? Che dicono che la fortuna è cieca, ma ci vede bene. Giù tutti che incominciano a sentire gli arcangeli che prima parlavano di salto, apertura, alziamo il livello vibrazionale, gente che ti spiegava che parlava tutti i giorni con i morti, con i bisnonni, i trisnonni, insomma, c'era un fermento spirituale, alziamo le vibrazioni del mondo, poi andavo a fare la benzina, no? Quello che alzava le vibrazioni del mondo pagava 2 euro perché chiaramente in Africa c'erano bambini che dovevano essere sfruttati, però lui andava in macchina e sfruttava me. Però lasciamo stare queste cose qua, no? Erano tempi archeologici, quindi parliamo di 7-8 anni fa. Oggigiorno invece si è ribaltata, no? E via questi, se prima tutti positivi, vogliamoci bene, pensiamo positivo, la legge dell'attrazione, ve lo ricordate queste cosettine qua? Adesso invece siamo passati dall'altra parte, ci sono le Madonne che incominciano a piangere perché vedono che i propri adepti gli fanno un fondo, capite cosa intendo dire, no? Gli arcangeli che cominciano a parlare con tutti, come, cioè, capite, ci sono praticamente 7-8 mila bambini che muoiono di fame tutti i santi giorni, ma l'arcangelo sul social ha beccato lui e parla solo con lui. Cioè, siamo proprio, come diceva quel ministro italiano, alle comiche finali, no? Allora, cari miei, Arcangeli, Michelangelo, tutti questi qui sono geni, lo ripeto, geni, hai capito bene? Geni! E i geni possono essere, cioè sono sempre uno, ad esempio, il genio Pippo, no, può essere bianco e nero. Non è che ci sono un genio Pippo bianco, un genio Pippo nero. Quindi se uno si mette a parlare con l'arcangelo Michele,
mm? Cosa che è impossibile perché queste forze, no, sono così alte che se uno ci parla sicuramente non va nei social poi a riferire, per il semplice fatto che a livello spirituale è un'altezza anche lui, perché non è che sono loro che scendono. Dovete capire una cosa, quando qualcuno vi viene a dire che si mette a parlare con l'arcangelo Pippo Pluto, mettiamolo giù così, tanto per non offendere nessun arcangelo, non è che l'arcangelo prende il lift e scende, è il mago, l'esoterista, chiamatelo poi come volete, no? Che sale a livello vibrazionale. Ma poi non è che lì che ti risponde subito, cari miei, ci vuole tempo perché lui chiaramente è a un'altezza vibrazionale così alta che fa fatica a parlare, no? A farsi capire, no? Perché noi abbiamo una mente piuttosto limitata e loro vedono a 365 gradi. Quindi, se uno non parla con l'arcangelo perché non riesce a salire e questo arcangelo qui gli continua a sparare di quelle cose da far insomma, ghiacciare anche un iceberg, capite che non è sicuramente qualcosa di positivo, è qualcosa di estremamente negativo, bisogna stare lontano. Ma se voi vi trovate gente che continua a menare su che ogni giorno parlano con la Maria, il giorno dopo col Giuseppe, l'altro giorno col Gesù, poi con l'Erode, si mettono a parlare con tutti meno che col Marietto, no? Capite che c'è qualcosa che non va, perché vuol dire che loro sono scesi e quelli alti non possono scendere, quindi vuol dire che quelli che sono giù che parlano con voi sono geni bassi e quindi vi possono raccontare tutto quello che vogliono. Quindi la situazione, amici, com'è? La situazione è tragica, secondo il mio punto di vista solo l'esercito italiano, che come vi ho sempre spiegato, dietro l'esercito italiano ci sono i servizi segreti, dietro i servizi segreti ci sono i gruppi misterici metafisici. E in Italia abbiamo dei personaggi importantissimi, la famiglia Rendel, Pierini, Maiorca, Hildegarda, abbiamo tantissimi, abbiamo Mago Alex, abbiamo tantissimi personaggi che stanno lavorando per aiutare l'Italia. Ma non venitemi a dire che c'è quello che parla con la Madonna insomma, non dico di Torino, ma neanche di Medigiore, lì queste Madonne qui che sembra il Totto Madonne, no? Capite che così non funziona. Signori, bisogna stare fermi, saldi sulle proprie conoscenze. Lasciate stare questi suonatori di piffero che io me ne ricordo nel 2015 quando vi dicevo che sarebbero arrivati questi tempi di cioccolato, glassi che dicevano che ero fuori strada. E adesso questi che fino all'altro giorno dicevano, qui arrivano la quinta dimensione, la settima. Qui c'era gente che sapeva tutto della settima dimensione, adesso sono passati all'opposto per far cassetta, byte click, no? E adesso cominciano a dire, ragazzi, qui, signori, l'Italia ce la farà, certo, con qualche scossone, ma ce la faremo. Chiaramente non sarà mica per le Madonne di Medigiore o le Madonne a Bon Marché oppure a questi arcangeli della domenica, ma perché? Perché ci sono esoteristi seri che ogni santo giorno operano e fanno ritiri di alta magia operativa. Bene, cari amici, il numero per una qui sopra per una consulenza privata a pagamento 20 euro 45 minuti. Vi aspetto questa sera alle 18:30 per le Sibille interattive. E state lontano da quelli che cominciano a parlarvi di quinta e settima dimensione come se fosse un lift. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.